Primo Samuele, capitolo 13, dal verso 8 al verso 14. Per i nostri adolescenti, ragazzi, l'hashtag di questo messaggio è secondo il cuore di Dio. Si sta parlando di Saul e dice il nostro testo, al verso 8, egli, Saul, aspettò 7 giorni secondo il termine fissato da Samuele. Ma Samuele non giungeva a Gilgal e il popolo cominciò a disperdersi e ad abbandonarlo. Allora Saul disse: portatemi l'olocausto e i sacrifici di riconoscenza. E offrì l'olocausto. Aveva appena finito di offrire l'olocausto che arrivò Samuele. Saul gli uscì incontro per salutarlo, ma Samuele gli disse: che hai fatto? Saul rispose: siccome vedevo che il popolo si disperdeva e mi abbandonava, che tu non giungevi nel giorno stabilito e che i Filistei erano radunati a Micmas, mi sono detto: ora i Filistei mi piomberanno addosso a Gilgal e io non ho ancora implorato il Signore. Così mi sono fatto forza e ho offerto l'olocausto. Allora Samuele disse a Saul: tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che il Signore, il tuo Dio, ti aveva dato. Il Signore avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele per sempre. Ora invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è cercato un uomo secondo il suo cuore e il Signore l'ha destinato a essere principe del suo popolo, poiché tu non hai osservato quello che il Signore ti aveva ordinato. Signore, parla al nostro cuore. Parlaci del tuo cuore, Signore. Signore, che possiamo essere trovati ai tuoi occhi questa mattina, secondo il tuo cuore, per essere benedetti, salvati, arricchiti di tutto quello che tu vuoi darci. Aiutami, Signore, a condividere con i miei fratelli la tua parola. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Abbiamo meditato insieme negli scorsi giorni di quanto il nostro cuore sia importante per il Signore. Vi ricordate? Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. E poi la richiesta del Signore: figlio mio, dammi il tuo cuore. Ma Dio stesso, ci dice la Scrittura, ha un cuore. Certo, è un modo di esprimersi umano per farci comprendere, per farci capire che cosa vuole il Signore da noi, quali sono i suoi sentimenti, la sua volontà, i suoi piani. E così si esprime la parola riguardo al cuore del Signore. Quando, per esempio, in questo passo, che tra l'altro poi viene citato anche negli Atti degli Apostoli, viene parlato anche di un profeta che il Signore avrebbe suscitato secondo il suo cuore. Quando il Signore usa questa espressione, un uomo secondo il mio cuore, il Signore sta dicendo uno che piace a me, uno che scelgo io, secondo la mia idea, secondo la mia visione, secondo quello che io voglio fare, in linea con quello che io dico. Un uomo secondo il suo cuore. Questo uomo, noi lo citiamo spesso, questo modo di dire del Signore riguardo a Davide, era Davide. Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Una definizione che ci emoziona in qualche modo, perché è Dio che si sbilancia, è Dio che si esprime così. Sembra quasi fare una particolarità. In un certo senso Dio fa una certa particolarità.
tra quelli che osservano i suoi comandamenti e quelli che non lo osservano. Il Signore si vantò Giobbe, vi ricordate, tra gli angeli, quando Satana era lì ad accusarlo. Hai visto il mio servo Giobbe? Non c'è nessuno come lui, fedele, integro. E lo stesso fa con Davide. Davide è un uomo secondo il mio cuore. È chiaro che quando il Signore si esprime così, sta mettendo in contrasto il personaggio di Saul col personaggio di Davide. E quando il Signore dice io mi sono scelto un uomo secondo il mio cuore, il Signore sale in cattedra rispetto alla monarchia di Israele e dice vi ho concesso di scegliere secondo il vostro cuore. E il risultato è stato un fallimento su tutta la linea. Adesso scelgo io. Adesso sceglierò un uomo secondo il mio cuore. E se noi leggiamo la storia di Saul, è davvero la scelta di Israele concessa dal Signore. Il Signore non era contento della volontà del popolo di avere un re, vi ricordate? Vogliamo un re come tutti gli altri, vogliamo essere come tutti gli altri. Vogliamo fare le cose che fanno gli altri, non ci vogliamo sentire diversi dagli altri, non vogliamo essere emarginati, tacciati di essere un popolo diverso. Noi vogliamo essere come gli altri, dacci un re, Samuele. E la storia dice che Samuele era molto dispiaciuto e il Signore disse tu non c'entri niente con questo, non stanno rigettando te che sei il giudice di Israele, stanno rigettando me che sono il re di Israele. Concediglielo. Fa scegliere quello che vogliono. E quando Samuele andò nella casa di Isai per scegliere un figlio della casa di Isai, il Signore gli aveva detto che sarebbe stato un figlio di quell'uomo. Arrivò il primogenito di Isai, un energumeno, un palestrato, con il gel nei capelli, con i denti bianchi che quando sorride aveva la scintilla che abbagliava gli occhi. E Samuele disse wow, e questo sicuramente è l'uomo che il Signore ha scelto. E il Signore gli dice Samuele, non fare l'errore che ha fatto Israele con il primo re, perché l'uomo guarda all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. E il Signore stava dicendo a Samuele, la scelta di Saul, la scelta degli uomini, va per apparenza, secondo i canoni. Saul era il prototipo del re antico, il condottiero, alto più degli altri dalla spalla in su, forte. Aveva un'apparenza tale che chiunque lo seguiva si prendeva di coraggio e diceva dietro a un condottiero così vinceremo senz'altro, e si arruolavano nell'esercito. E Israele diceva, come aveva detto Samuele, wow, questo sì che sarà nostro re. E scelsero Saul e il Signore lo concesse per dimostrare agli israeliti che quando sceglievano loro secondo la loro visione, secondo il loro cuore, lezione per noi, quando scegliamo noi secondo la nostra visione, il nostro cuore, le nostre idee, il nostro piacere, i nostri intenti, falliamo. Qualcuno risponda al telefono. Diteli che siamo occupati. Siamo alla presenza del Signore. E il Signore dice, ora sceglierò io un uomo secondo il mio cuore. E il Signore parla di Davide, ne parlerà per tutta la Scrittura, come l'uomo secondo il cuore di Dio. Quando si spaccò il regno a Geroboamo, il Signore fece sapere, ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. E stava parlando non della casa di Salomone, ma della casa di Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. E il Signore fa sapere a Geroboamo il male che aveva fatto, applicandolo alla vita di Davide. Dice il Signore a Geroboamo, ho strappato
il quale ha osservato i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, facendo soltanto ciò che è giusto ai miei occhi. Questo è l'uomo secondo il cuore di Dio. E il Signore se lo vanterà per tutta la scrittura. Il mio servo Davide, l'uomo che ho scelto io, l'uomo secondo il mio cuore. Saul venne sostituito dalla scelta di Dio. Egli era l'uomo secondo il cuore di Dio. Ora questa non è un'esclusiva di Davide. Noi possiamo essere uomini e donne secondo il cuore di Dio. Amen. E parlo anche per voi questa mattina. Noi vogliamo essere uomini e donne secondo il cuore di Dio. Noi vogliamo essere la scelta di Dio. Noi vogliamo essere il vanto di Dio. Noi vogliamo essere quello che il Signore indica quando c'è da andare avanti, da procedere, da fare la sua volontà. Noi vogliamo essere davvero secondo il cuore del nostro amato Signore e Salvatore. E allora ci dobbiamo chiedere, come sono le persone secondo il cuore di Dio? Ed è Davide che ce lo insegna. Ci sono tante cose che si potrebbero dire. Io ne ho fermate solo 5 che condivido con voi. Primo, per essere secondo il cuore di Dio, le persone secondo il cuore di Dio confidano in Dio. Non soltanto credono in Dio, non soltanto sanno che c'è un Dio al quale di tanto in tanto si può andare. Gli uomini e le donne secondo il cuore di Dio confidano in Dio con tutto il cuore. Confidano, hanno fede nel Signore, affidano alle forze del Signore la loro vita, in ogni battaglia, in ogni scontro, in ogni problema, in ogni prova, confidano nel Signore. Queste sono le persone secondo il cuore di Dio. Lo scrittore agli Ebrei dice che senza fede è impossibile piacere a Dio. Capovolta questa frase vuol dire: quelli che piacciono a Dio sono quelli che hanno fede in Dio, che confidano in Dio, che ripongono la loro fiducia in Dio. E Davide affidò la sua vita a Dio sempre. Davide confidò nel Signore, la sua fede nella guida, nell'intervento di Dio ci fu sempre. Quando era un ragazzino sconosciuto e quando era il re di Israele, quando cantavano di lui che aveva ucciso i suoi 10.000 e quando era un fuggiasco perché il figlio lo inseguiva, lui confidò sempre nel Signore. Confidò nel Signore contro il leone, contro l'orso, contro Golia, contro gli Amalechiti, contro i Filistei. Lui confidò nel Signore in ogni azione militare, in ogni prova. Lui si rivolgeva al Signore. Quando era solo diceva: Signore, che farò? E il Signore gli diceva: fai questo. Quando aveva una battaglia da affrontare diceva: Signore, che farò? Farò come l'altra volta. E il Signore gli diceva: non fare come l'altra volta. E lui confidava in Dio e il Signore gli dava la vittoria. Saul confidava nella sua armatura. Saul confidava in se stesso. Davide confidava in Dio. E questo piaceva al Signore. E questo lo rendeva un uomo secondo il cuore di Dio. Quando noi non confidiamo nel Signore, non siamo secondo il cuore di Dio. Ma quando ci fidiamo del Signore, quando affidiamo la nostra vita al Signore, quando permettiamo a Lui di dirci dove andare, cosa fare, come combattere la battaglia, allora il Signore dirà di noi: ecco una donna, ecco un uomo secondo il mio cuore. Gli uomini e le donne secondo il cuore di Dio mettono Dio al primo posto, sempre. C'è una storia riguardo a Davide in cui lui è lì che danza davanti all'arca e non fa il re,
ma fa l'adoratore alla presenza di Dio. C'è un'altra storia in cui lui pecca e il Signore ferma il flagello in un certo punto, e quel punto lui lo vuole acquistare, e quell'uomo proprietario di quell'aia dice al re si concede tutto, te lo dono per il Signore. E Davide dice: no, io te lo pagherò fino all'ultimo centesimo, perché non offrirò al Signore qualcosa che non mi costa nulla. In ogni circostanza, in ogni atto di adorazione, nei suoi errori, davanti alle sciagure che un governante poteva affrontare, Davide dimostrava sempre che Dio era più importante di tutto e di tutti. Era sempre davanti a ogni altra cosa, al suo ruolo, anche davanti alla sua reputazione. Era più importante del suo denaro, era più importante dei suoi beni materiali, di ogni perdita materiale che potesse avere. Anche la sua reputazione di re non importava quando Dio doveva essere messo al primo posto. Ecco perché il Signore dice di lui è un uomo secondo il mio cuore. Non c'è niente che può far mettere me in secondo piano nella vita di Davide. Per Saul la cosa più importante era la sua reputazione. Quando qui abbiamo letto che offrì l'olocausto, lo offrì perché gli uomini lo stavano abbandonando. Stavano iniziando a parlare male di lui. Lui si sentì in difficoltà, la sua reputazione di re stava venendo meno. Ma a Davide non importava niente di quello che faceva, di quello che era, di quello che pensavano di lui. Dio doveva essere al primo posto in ogni cosa. E allora Dio gli dice: tu sei un uomo secondo il mio cuore. Gli uomini e le donne secondo il cuore di Dio sono sempre sottomessi a Dio, sempre. Quando Dio non permise a Davide di costruire il Tempio, pur essendo un desiderio di Davide, o quando Dio fece morire il figlio che lui ebbe dall'adulterio, perché aveva disonorato il nome del Signore agli occhi dei non credenti, Davide si sottomise al Signore. Non contestò il profeta Nathan dicendo: non sono d'accordo, devi vedere il contesto, l'ho fatto con un buon sentimento. Dio gli disse: non sarai tu a costruire il Tempio, sei un uomo che ha le mani macchiate di sangue, sarà un altro a farlo. Quando morì il figlio, e Davide non si strappò in quel momento le vesti, lo fece prima, quando doveva intercedere per la vita di quel bambino. Ma quando il Signore gli disse: non ti è concesso, perché tu hai disonorato il mio nome, il tuo nome è stato bestemmiato, il mio nome è stato bestemmiato a causa tua, Davide si sottomise, non lanciò delle cose contro Nathan dicendo: non lo accetto, le cose non stanno così, non mi quadra, ma si sottomise alla volontà di Dio. E molti gli dissero: ma che fai? Adesso che è morto tuo figlio, interrompi il lutto, il digiuno? E lui disse: e il Signore ha deciso così. Questo è un uomo secondo il cuore di Dio, è sottomesso a Dio. Non fu così Saul con Samuele. Samuele glielo dice nel brano che abbiamo letto: stanno arrivando i Filistei, gli uomini mi stanno abbandonando, e tu non giungevi nel giorno stabilito, quasi a dire: non è tutta colpa mia, il Signore non mi può punire, ho dei motivi. Non è così, Samuele. Quando Samuele gli dirà la seconda volta: il Signore ha scelto uno migliore di te, lui lo insegue, non lo accetta, e Samuele si divincola da lui. E la scrittura dice che nel tentativo di afferrarlo gli strappa anche la veste. Dice da parte del Signore a Samuele:
così ti sarà strappato il regno. Ma Davide era sottomesso al Signore, accettava la volontà del Signore. E il Signore dice di lui è un uomo secondo il mio cuore. Geroboamo, a cui Dio ricorda il suo servo Davide, non aveva accettato la volontà del Signore, aveva fatto di testa sua, non si era sottomesso a Dio. E il Signore gli ricorda: tu non hai fatto come mio servo Davide, che ha sempre fatto ciò che io gli ho chiesto. Noi vogliamo essere sottomessi a Dio. Un uomo e una donna secondo il cuore di Dio. Quarto punto: sono sinceri davanti a Dio. Davide peccò molte volte e i peccati di Davide ci inorridiscono. Il Signore inorridiscono anche i nostri peccati e noi li confrontiamo, ma per il Signore ogni peccato è orrendo. Ma i peccati di Davide ci inorridiscono: l'adulterio, senza pietà mandò a morire il marito della sua amante per liberarla dal matrimonio. Poi volle farsi grande militarmente, fece un censimento che Dio non gli aveva detto di fare e il Signore mandò una piaga, morirono persone a causa del suo orgoglio e altre cose, degli errori in famiglia, parzialità, tante cose. Peccò, ma sempre confessò il suo peccato a Dio, senza mai giustificarsi, senza mai dire al Signore in un certo senso: Signore, io sbaglio come sbagliano gli altri, devi capirmi. No, lui piuttosto invocò il Signore dicendo: Signore, non abbandonarmi, perché sarei degno di essere abbandonato. Non togliermi la gioia della tua salvezza. Dammi il tuo spirito. Mai si giustificò davanti a Dio, ma supplicò di perdonarlo e di avere pietà di lui. Un uomo, una donna secondo il cuore di Dio non scendono a patti con il peccato, ma sono sinceri davanti a Dio. Non aggirano il discorso davanti a Dio dicendo: penso ad altro, quella cosa la lascio lì. Quando Nathan andò da Davide disse: ho peccato davanti al Signore. E quello fu il problema principale della nazione di Israele. In quel momento Davide non governò, non condusse campagne militari, non incontrò diplomatici per fare accordi commerciali tra le varie nazioni. In quel momento il suo peccato era la cosa più importante. Ho peccato davanti a Dio, io mi chiudo nella mia stanza, piango, digiuno, chiedo perdono al Signore, e il Salmo 51 ce lo ricorda. Era sincero davanti a Dio, non raccontava storie al Signore, non diceva: ci sono tanti problemi, è un po' colpa mia, è un po' colpa degli altri. Diceva: Signore, io ho peccato e ho peccato contro te e contro te solo, abbi pietà di me, Signore. Sincero davanti a Dio. E il Signore lo sa che siamo dei peccatori. Il Signore non ci viene a chiamare perché siamo i migliori, perché siamo perfetti, perché nel bilancio tra i vari errori noi ne abbiamo fatti meno degli altri. Il Signore lo sa che noi siamo peccatori su tutta la linea, ma è un uomo e una donna secondo il cuore di Dio. Sono sinceri davanti a Dio, non nascondono nulla al Signore, dicono: Signore, ho sbagliato, sono un peccatore, sbaglierò ancora, abbi pietà di me. E io di qui non me ne vado se tu non sgravi il mio cuore dalla macchia del peccato, perché io ho peccato contro di te. Sinceri davanti a Dio. Così ci vuole il Signore, se lo saremo. Non come Saul, aggiustava le cose, no?
Sì, ma io, sai, sono il re. Se non arriva il profeta ci penso io. Tutto sommato non ho sbagliato così tanto. Ho tenuto un po' di beni per noi. L'ho fatto per gli altri. Oh, Signore, ho peccato contro di te. Sono sincero davanti a te. Al Signore piace che facciamo così. Dirà di noi: ecco una donna, ecco un uomo secondo il mio cuore. Mi piace. Infine, gli uomini e le donne secondo il cuore di Dio amano Dio con tutto il cuore. Lo amano. In ogni senso che voi potete dare a questa espressione, amano Dio. Davide amava Dio. Dio era l'oggetto della sua gioia, l'oggetto del suo canto. Il pensiero di Dio era per lui l'esplosione di gioia, di testimonianza. Scriveva i salmi, esultava alla presenza di Dio. Lui amava Dio, lo amava al di sopra di ogni affetto personale, lo amava oltre ogni cosa, oltre il suo ruolo, oltre ogni altra cosa. Davide amava Dio. E non ho bisogno di farvi esempi, perché abbiamo il libro dei Salmi per vederlo. Leggete tutte le espressioni, i canti d'amore di Davide nei confronti di Dio. Non gli importava se la moglie gli diceva: ami più Dio di me. Sì. Se i soldati dicevano: ami più il tuo Dio della tua nazione. Sì. Io amo Dio, io ti amo, Signore, mia rocca, tu sei il mio rifugio, il mio liberatore, io ti amo, Signore. Amava Dio, lo amava più di se stesso. E Dio diceva di lui: ecco un uomo secondo il mio cuore. Non un uomo che mi ama tra i tanti amori della sua vita, un uomo che mi ha inserito nelle cose della sua vita, che in qualche modo ci sono. No, questo è un uomo secondo il mio cuore. Quando pensa a me, tutto si ferma, tutto si ferma. Io sono ciò che gli riempie il cuore. Io sono il motivo della sua esultanza. Se è così il Signore per noi, il Signore dirà di noi: ecco un uomo, una donna, secondo il mio cuore. Il Signore, dice la Scrittura, percorre la terra, cercando chi ha timore di Lui, chi lo ama. In quel tempo il Signore percorse la terra e trovò Davide, un pastorello, che però aveva qualcosa che i grandi condottieri non avevano. Amava Dio con tutto il cuore, era sincero davanti al Signore, era sottomesso a Dio, confidava in Lui oltre le sue forze. E il Signore lo scelse e mise in confronto la scelta degli uomini con la scelta del Signore. Disse a Samuele: adesso scelgo io un uomo secondo il mio cuore. E il Signore disse di Davide, perché era un uomo secondo il suo cuore: sì, poiché tu sei secondo il mio cuore, nella tua discendenza io inserisco il Salvatore. Il premio della discendenza di Davide, per amore di Davide mio servo, è scritto in alcune profezie. Io rendo il tuo trono stabile in eterno, non di Davide uomo, ma della discendenza di Davide. E Cristo Gesù è venuto dalla discendenza di Davide. Cosa voglio dire? Che se saremmo uomini e donne secondo il cuore di Dio, Dio preparerà per noi cose grandi, cose che noi neanche ci immaginiamo, cose al di là della nostra portata, frutti che noi non possiamo prevedere adesso, perché il Signore dirà:
quella è la mia scelta. Quell'uomo, quella donna sono la mia scelta, mi mettono al primo posto. Sono la mia scelta. E le mie scelte non cadono mai. Io li premierò, io li ricompenserò, io benedirò la loro vita, io li userò per cose grandi che mi onorino. Questa mattina, fratelli, il Signore ci sta guardando uno per uno. E attraverso l'esempio di Davide, noi vogliamo che quando il Signore incrocerà il nostro cuore, dica: ecco un uomo, una donna, secondo il mio cuore. Ecco la mia scelta questa mattina. C'è qualcosa da fare. C'è un'opera da portare avanti. Ci sono promesse da riversare. Scelgo io questa mattina una donna che mi ami con tutto il cuore, un uomo che sia veramente sottomesso a me, una donna che mi metta al primo posto, più della sua reputazione, un uomo che sia capace di confidare in me, anche quando gli sembra di non farcela da solo. Quella sarà la mia scelta e io lo benedirò, dice il Signore.